Buonasera, benchiatas a Novis, il Friuli Venezia Giulia e la regione col tasso più alto di occupazione dai puesti in Italia per il Covid. Lo evidenzia il monitoraggio dall'Istituto Superiore di Sanità che al registra a livello nazionale la quarta settimana consecutive di peggioramento dei DAS, delle pandemie. Per ciò che riguarda la giornata di volo nelle regioni è passata la quota dal 15% dai puesti in aree mediche e che le porte automaticamente in zone gialle al monitoramento prossimo dal Ministero della Salute e ha quasi un scontato passaggio di colore narante di lunis di 29 di novembre. Sono 533 nuovi infetti in regione a fronte di 20.300 e 3 di stampons molecolare, quasi 15.000 prove sveltis antigenics. 5 i decessi registrati un uomo di 64 anni, sono di 87, una femmina di 80 anni, tutti e 3 di Trieste, e poi dopo una di 94 anni di Udine, una femmina, e un uomo di 91 di Gorizia. Lunis o martas si inquintrarin col Guvier, lo ha sclarito il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che tanto che il presidente delle conferenze delle regioni le ha domandato un incontro urgente a Draghi, non potrà fare con le conseguenze di limitazioni serali su cui si è vaccinato o su cui non si può vaccinare, perché è contrario al virus, l'ha detto Fedriga, che dopo al zonte sui confini o domandarin di fa controllare il Green Pass ai pass, perché chi o pain è il traffico transfrontaliero. E partiranno lunis le prenotazioni per terze dose di vaccine anti-Covid in Friuli Venezia Giulia. Una settimana prima dice che ieri provveduti in origine dal governo la decisione arrivata per scombatti la quarta ondata pandemica che continua a pagare in maniera un'evore forte, alla dita del vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, presentando la nuova fase delle campagne booster, il confin viert e c'è nessun genere di controllo. Per somministrazione di terze dose il commissario per le emergenze Figliuolo Alviera dal personale militare per contribuire alla somministrazione. La posizione della regione, al conclude Riccardi, resta che non è giusto fa pagare le limitazioni a persone che in maniera corretta hanno avuto la vaccina. Le Austrie ha varato il lockdown generale taccante di questo lunedì per 20 giorni. Il paese austriaco varrà le misure simili a che si introdotte in Italia in te prime ondate che dopo che saranno buoni dome e poi no vaccinarsi. Taccante dal 1 di febbraio, invece, la vaccina sarà obbligatoria. La decisione è stata anticipata dalle regioni di Alte Austria dal Salisburghese, che vede un'incidenza superiore ai 1.500 casi ogni 100.000 abitanti. La cronaca è un incidente stradale mortale di Gnotta a Savogne di Lusinc di Lung. Le strade statali 55, Bruno Pontoni, 83 anni di Gorizia, le ha perduto il controllo dal Miece, le è finito fuori strade, magari così no, di band il soccorso condotto dal personale di un'ambulanza dall'elicottero sanitari in quelle stesse strade qualche settimana fa, ieri in marzo, due persone scarbonizzate sin dal fuoco delle loro macchine. Con un esame dal DNA di fatte Transfat, vengono condannate a 10 anni di reclusione. Un cittadino albanese di 36 anni è stato riconosciuto colpevole di aver abusato di un minore di 17 anni a epoca dei FAS. In tal 2018 l'uomo aveva chiatato le fantate non lontane dal Capanon, là che ieri a lavorare. Dopo averle convinte a fare una chiamata, il condannato aveva provato a bussare, poi dopo l'aveva violentata e dassi alle fuite, alle schiampate. A incastrarlo il DNA chiatato sui vestiti delle vittime, compatibile col SO. E allarme del CGL sulle pensioni, cui criteri di come il 60% dei giovani lavoratori di voi non arriverà alle pensioni minime. L'allarme alle partite di Udine e al governo nazionale in vista delle manifestazioni del sigli sindacali che in Tenerife Regione si terrà dal 27 di novembre a Palme. Ecco 20 misure concrete, l'ha detto il segretario generale CGL Roberto Ghiselli al governo,
ovin vus con forza, ma ni di più. Quote 102 e sares poco di più di una chiappata in zira, la tonata il segretario regionale Pezzetta in Friuli Venezia Giulia e varesso ne platee di poco di più di 200 persone. L'estensione di ape sociale è un passo in giusta direzione, ma l'ha concluduto Pezzetta che la dite, non è una modificazione strutturale. E è stata screata questa mattina il New Park dall'ex frigorifero di Udin, 106 posti per le macchine in via Sabadina, zona del Palazzo de Regione di Timpe Manchiavi, in posti per le macchine di Cavasco, moda la demolizione di 3 edifici e di una vecchia zona produttiva. Il cantiere complesso c'è molto che non si sclarisce, come il vice sindic di Udin, Loris Michelini. Calchia è un parcheggio new. Perché prima chi era un parcheggio salvati, non era stato ognuno al faceva che voleva, che al toccut che era viart. Come sono 106 postazioni di stallo di parcheggi, di cui 3 paesi disabili. Un'area 9 praticamente perché è stata asfaltata, ma sono ridotte sotto i sottoservizi, le parti fognarie, le parti elettriche è stata riqualificata interamente, rifatte completamente, anche i cordi, i coviodesi di aiuolis proprio, no? Sono disfatti, sono pure aumentare in qualche morale in più, o mi mantenuti che fanno parte delle storie di chi ste tiare, di chi ste ren, di chi ste che era l'ex macello, no? Col frigo, eccetera, eccetera. L'illuminazione, che non era ovviamente, è stata fatta in 9, e quindi chi parcheggio qua resterà avviato sia di dì che di notte. Al costo è 0,40 ore e 2 euro tutto al dì. O pensi che vicino della regione, vicino di un'area che è tanto abitata, sono condomini, eccetera, o se di un passo in avanti importante, un vantaggio per il quartiere, credo, anche, e oltre anche alle int che va in regione e che magari non chiede posto, quindi chi alle con 106 posti, o credo che si avendo un ricambio, quindi le possibilità di poter usufruire in tutti i sensi. È stata creata ieri in Fiere di Udin idea Natale, che resterà avviata fino a lunedì dai 22 di novembre. Non si è presente l'assessore Maurizio Franz. Una bellissima iniziativa che è Idea Natale 2021 perché crea il spirito natalizio, oltre 100 espositori che creano la magia del Natale e che fanno un te di anteprime anche per tutte le iniziative scoventi al Comune di Udin, quindi un grande in bocca al lupo a tutti gli espositori e soprattutto mi auguro che tanti furlans vengano in qua per fare il loro acquisto perché è importante anche un segnale di solidarietà e di sostegno alle piccole imprese artigiane. E allora anche per usgnota alle dot, grazie di ben ascoltati, ci vediamo domani sera sempre torche ore K. Grazie Mandi.